Restiamo a Cagliari perché stamane c'è stata l'inaugurazione della Fiera Internazionale della Sardegna, che resterà aperta fino al prossimo 10 maggio. Gli espositori, più di 600, sono 83 in più rispetto allo scorso anno, ma la crisi è entrata anche alla fiera e si vede dagli spazi vuoti. L'appuntamento comunque è di quelli da non perdere e a poche ore dall'apertura i biglietti staccati sono già migliaia. Inaugurazione all'insegna dell'ottimismo, si pensa alla fiera del futuro, ci si arriverà anche via mare. È presente quindi l'artigianato delle 4 province, di nuovo dopo anni. Di questo siamo molto orgogliosi, sono presenti i GAL, sono presenti l'Associazione dei Comuni. L'artigianato dell'isola invade di colore un intero padiglione, decine gli stand dei prodotti tipici. Quest'anno la novità c'è, il torrone alla liquirizia, piace. Dal ferro che stira in verticale al caminetto portatile che va ad etanolo e si chiude in una valigetta, ce n'è per tutti i gusti. Già venduto qualcosa? Sì, una cucina. In fiera si vende e si tengono i contatti con clientela ed altri espositori. Noi siamo ottimisti, però nell'aria non sembrerebbe di buone aspettative. Ecco. La casa è sempre più ecologica, di legno, prefabbricata e riscaldata con il sole. È una parabola con l'inseguitore del sole, cioè questa segue il sole e riscalda l'acqua. E se molti la casa la sognano senza poterla comprare, altri scelgono forno e caminetto a forma di villetta, oggetti cari e da pochi centesimi, impossibile comunque non divertirsi e trovare novità. A 62 edizioni, ma la fiera resta sempre la vetrina più amata dai sardi. Solo lo scorso anno i diversi appuntamenti hanno richiamato 500.000 di visitatori. Si può immaginare la fiera che verrà con un'occhiata ai 3 progetti di riqualificazione. Quella attuale, con i 12 padiglioni e i 630 espositori, conferma le sue prerogative, aspirante vetrina di tutto ciò che c'è. Quest'anno sarà l'incertezza della crisi, va di moda la casa prefabbricata e low cost. C'è tutto, dalla alla Z. Mi hanno dato bidet, lavandino, water, piatto doccia. Queste sono case da usare d'estate, da usare in campagna, cosa sono? No, queste sono case che vengono utilizzate sia d'estate che d'inverno, in campagna o al mare. Ci vive una famigliola di 4 persone, marito e moglie e 2 bambini. A gironzolare tra gli stand all'aperto, negli infuocati padiglioni, la fiera è un campionario degli opposti, bello e brutto, passato e presente, ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche. Questi peperoncini arrivano dalla Puglia. Venite appositamente per la fiera? Positivamente, ogni anno da 30 anni, dalla Puglia a Cagliari. E c'è chi ha attraversato mezzo mondo, ma i cappelli Panama, anche se a 35 euro, non vanno per la maggiore dalle nostre parti, ci spiega lei, e si preferisce seguire la tradizione. Va mantenuto e poi tirato da dietro e mantenuto qui, così rimane bello steso, diciamo, il cappello, ecco. È un cappello che si usa ancora? Certo. Questo è il mio pezzo forte, si chiama Jurassica. Quanto viene? Rappresenta 150 euro, rappresenta un dinosauro. Fatto di? Fatto in corno di bufalo e la lama in Aesi 420. Ma anche la crisi si fa sentire. Il granito del Nord Sardegna, per esempio, ha perso buona parte del mercato estero. Le pietre nostre sono nettamente superiori dal punto di vista qualitativo, cioè quelle non hanno paragoni, però il discorso è che oggi il mercato lo fa il prezzo e anche la clientela si orienta sulle cose, diciamo, più economiche. Che arrivano da? Dalla Cina, dal Vietnam, dai paesi emergenti, diciamo.